Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro nuovo culto domenicale. No, scherzo, lo facciamo soltanto una volta perché sennò poi i pastori ci fanno male. Come vedete, oggi abbiamo qualcosa di un pochettino diverso. Questo qua è il nostro simpaticissimo barile del Lagamove, questo pulpito che stiamo utilizzando per i nostri culti del sabato, per i nostri incontri dei nostri giovani. E oggi è una domenica speciale perché è la domenica subito dopo il nostro campeggio che abbiamo avuto lì su a Santa Giustina, il campeggio dei giovani, il campeggio dei grandi, dei 19 e più. Sono stati giorni davvero spettacolari, poi avremo modo di parlarne, ma abbiamo deciso per fare così, no? Questa domenica un pochino più particolare, vedete, un po' più di energia, un po' più di giovani, ok? Perciò se avete freddo, se avete caldo, se state un po' così, via, lascia stare. Io sono qua in maniche corte, lì fuori probabilmente stanno facendo 10 gradi perché appunto sono giovane e questa forza che ci scorre dentro, o perlomeno così me la vendono. Io mi sento come se avessi 30 anni in più quando mi sveglio la mattina, però me lo vendono così. E vorrei lasciarvi il versetto che trovate stampato nelle nostre magliette, no? Che è prima Corinzi 15:58. Però il dettaglio è che il versetto 58 è l'ultimo versetto del capitolo. E quindi magari lo leggi e pensi, sì, bel versetto, magari me lo stampo da qualche parte e basta. Ma in verità tutto il capitolo 15 di Prima Corinzi è un capitolo molto particolare. Giusto per darvi un'idea del tono di questo versetto, il contesto nel quale è effettivamente inserito, vi leggo il versetto 54, sempre di Prima Corinzi, in cui sta scritto: quando poi questo corruttibile andrà rivestito incorruttibilità, l'ho detto giusto? Sì. E questo mortale andrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Il versetto dopo: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Questo è il contesto, vittoria sulla morte. La morte è qualcosa di incredibile perché è trasversale lungo l'umanità. Non importa il tuo periodo storico, non importa da dove vieni, non importa se sei ricco, se sei povero, la morte è uguale per tutti. La morte prima o poi arriva. Puoi essere l'uomo più potente del pianeta, puoi essere l'uomo più umile del pianeta e la morte comunque arriva. Noi predichiamo un Vangelo che dice che la morte è stata sconfitta, ed è in questo contesto che arriva il versetto 58 in cui sta scritto: perciò, fratelli miei carissimi, non tu che sei mio vicino di casa, tu che sei mio cugino, no, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Subito dopo che Paolo ci scrive la morte è stata sconfitta, ci dice: state saldi, siate forti, siate coraggiosi contro un mondo che non vi vuole, siate saldi contro teologie che non si affidano nella Bibbia, siate forti, siate incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Ed è questo il messaggio che è stato anche predicato nel nostro campeggio: essere giovani saldi, forti, incrollabili, non perché abbiamo le nostre forze, non perché siamo queste fontane di positività, ma perché Cristo dentro di noi è così potente da aver sconfitto la morte. Alziamoci in piedi e preghiamo per iniziare il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, per questa possibilità, questo privilegio che abbiamo di riunirci insieme. Padre, noi ti adoriamo e ti celebriamo perché tu sei forte, perché tu hai sconfitto la morte e perché tu ci permetti di essere davvero incrollabili nel tuo santo nome. Padre, ti preghiamo in questo momento di essere qui presente in mezzo a noi, di farti sentire
attraverso la tua parola, di farti sentire qui nelle nostre lodi, in modo tale che noi possiamo davvero offrire una lode a te, solamente a te, non con le nostre forze, non con le nostre capacità, ma solo affidandoci nel tuo santo nome, solo affidandoci nella tua santa vittoria che hai avuto contro la morte. Ti prego, Padre, di benedire questa chiesa, di benedire questi giovani, di benedire tutti noi, di benedire la nostra famiglia, affinché noi possiamo proclamare il tuo Vangelo, affinché noi possiamo avere questa forza ed essere incrollabili nella tua opera. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Buongiorno in chiesa, vorrei invitarvi a lodare il nome santo di Gesù, perché Lui è qua presente, Lui è qua in mezzo e aspetta la nostra lode e la nostra adorazione. Amen. Possiamo dichiarare che Lui è il nostro Re e che Lui merita tutto il nostro amore. Possiamo dichiarare che Lui è il nostro Re con tutta la nostra forza, amen. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Posso dire il passo del mio Re, riesco a sentire il suo cuore, dalla mia oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Posso dire un santo suono qui, annunciando il suono del grande Re, rompendo le catene e barriere, la sua voce qui voglio sentire. Dichiare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Diciamo insieme questo nino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore è dentro noi. Questo nino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Questo nino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi. Questo nino che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, il tuo amore è dentro noi.
possiamo alzare la nostra voce in questo momento e dichiarare che Gesù è il nostro Re, che Lui ci ha libertato, amen? Possiamo cantare a Lui. Ah, Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Dichiari il cambiamento del mondo. Noi cambieremo il mondo, 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 noi cambieremo il mondo. Gloria al nostro Signore Gesù Cristo, che è morto in croce e che adesso ci porta l'opportunità di poter essere vivi, di poter lodare il tuo santo nome, amen? Che possiamo cantare assieme. La stella del mattino, Ai re, Re dei re, Signor, la lode va a Lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode va a Lui. dichiari Gesù. Tu sei Re, regna nei nostri cuori, tu hai regno di potere e sempre amore. Dichiari la tua chiesa. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Re, tu sei Re, Re, tu sei Re. La stella del mattino, Re dei re, Signore. A chi va lode? La lode va a Lui,
Lode al nostro Signore Gesù Cristo. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Dichiari: scegli in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor, il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo, Padre, ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor, il tuo amor ci avvolge. Con la voce scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge.
vieni su noi. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, torna a voi, vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Così come in cielo, Padre, venga fatto anche in terra, Padre, che la tua parola possa essere proclamata, Padre, per i nostri cuori. Ti prego, plasmaci, Padre, che qui possano esserci menti disposte al cambiamento, Padre, cuori disposti ad essere plasmati, cuori aperti, Padre, per ricevere la tua parola, Padre, la tua parola di guarigione, Padre, perché miracoli avvengono quando la tua parola viene proclamata, Padre, miracoli avvengono quando i tuoi figli sono disposti a un cambiamento, Padre, miracoli avvengono quando noi siamo disposti davanti a te, Padre, che in questo momento noi possiamo aprire i nostri cuori perché il Signore possa rivelarci la sua vera identità, che Lui possa rivelarci, parlare ai nostri cuori, amen, che possiamo cantare in questo momento, che miracoli avvengono quando noi siamo disposti, quando la sua parola viene proclamata, amen. Possiamo cantare in questo momento, innalzare il nome del Signore, che miracoli avvengono. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Buongiorno Chiesa, vi saluto con la grazia e con la pace del nostro Signore, amen. Siamo qua stamattina per rendere conto alla Chiesa di cosa è successo nel nostro campeggio giovani, no? In questi 3 giorni che noi ci siamo ritirati in un paesino di montagna in provincia di Belluno, e dove Dio ha fatto tante cose, no? E la prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la Chiesa Battista Agape, indistintamente, che sia Padova, Treviso, Belluno o Conegliano, perché se veramente c'è stato un campeggio, ma non solo c'è stato, ma se c'è stato un campeggio di successo, è perché è stata veramente, questo evento è stato abbracciato da tutta la Chiesa. Abbiamo sentito le vostre preghiere, soprattutto abbiamo visto il vostro contributo anche con il cibo, no? La Chiesa è stata veramente sovrabbondante nella grazia di Dio, e questo ci ha veramente fatto tanto bene, perché abbiamo visto che il Signore ha messo nel cuore di tutta la Chiesa che siamo una famiglia e dobbiamo combattere insieme per lo stesso
obiettivo. Io dirò poche parole quest'oggi, ok? Solo predicherò, ma voglio prima di tutto invitare qua tutti i campisti e tutto lo staff, per favore, che hanno partecipato, che possono venire sul palco, perché abbiamo delle belle testimonianze da sentire. Per favore, campisti, staff, avanti. Se potete lo staff qua a sinistra e i campisti qua a destra, per favore. E io lascerò la parola a loro per primi, no? Sai, i pastori quando parlano troppo e spengono sempre la testimonianza. I pastori sono un male necessario, ok? Qua sul palco, niente, dai. Siete voi protagonisti oggi. Ok, e io vorrei cominciare con le testimonianze di qualche campista. La prima che sarà Letizia, che mi ha chiesto di dare testimonianza di quello che è successo là, ok? Se qualcun altro dei campisti vuole dare testimonianza, siete totalmente liberi, ok? Letizia. Allora, mamma mia. Allora, buongiorno Chiesa, non badate alla mia voce, l'ho persa ieri sera, quindi vabbè. Per chi non mi conosce, mi chiamo Letizia, ho 29 anni e sono stata una delle prime bambine di questa chiesa a frequentarla. Proprio quando è iniziata la chiesa sono stata una delle prime. Ho accettato il Signore Gesù Cristo all'età di 14 anni. Fino da bambina ho sempre frequentato i campeggi spirituali. Poi per 2 volte non sono andata al campeggio perché l'anno scorso mi sono raffreddata spiritualmente e con le preghiere della chiesa dei miei genitori quest'anno ho deciso di partecipare al Meet Camp di mia spontanea volontà. Cioè ho proprio detto voglio andare, voglio partecipare, e quindi ho sentito questa esperienza che è stata, 1, meravigliosa, e 2, anche che stare assieme ai miei fratelli e sorelle in Cristo mi mancava moltissimo. E il venerdì sera mi è capitato, una sera del campeggio, mi è capitato di avere un'emicrania talmente forte che una sorella ha voluto pregare per me. E un'altra, anche la nostra infermiera Giulia, è stata una mano gigantesca e quindi mi ha aiutato anche lei, e praticamente mi sono addormentata, però in quel giorno lì sono sentita veramente male perché volevo partecipare al culto e ho notato che c'era il zampino di qualcuno che non mi ha fatto partecipare assolutamente al culto, e là sono veramente rimasta male. Però il giorno dopo ho detto no, voglio partecipare a tutto, e il sabato abbiamo avuto la veglia, sabato, giusto? Sì, sabato abbiamo avuto la veglia di preghiera e lì ho potuto anche dare la mia testimonianza di come stavo in quel periodo, e ho partecipato alla veglia fino alle 4 del mattino, e penso che tutti quei giovani che siamo qui siamo partecipato, ma ogni singolo giovane che è in questa chiesa vi dico assolutamente venite, perché è una cosa strepitosa. Il campeggio ti edifica assolutamente, cioè ti fa parlare col Signore, ti fa avere una forza che non immaginate com'è grande. E vi dico, io mi sono emozionata, commossa con ogni singolo fratello, qualsiasi fratello che era vicino a me e sorella. Quindi mi dico, ragazzi giovani e quelli che passeranno ai 19 anni, venite, perché è meraviglioso.
Questo. C'è questo? Va bene. Doppio microfono. Buongiorno Chiesa. È un po' strano parlare, di solito suonare è più facile. Allora, la mia testimonianza inizia proprio con Edoardo e Laura provando a scappare del campeggio di vari modi. Ci ho provato proprio, pastore. Non c'erano delle scuse e grazie a Dio noi abbiamo comprato una casa e siamo andati, abbiamo percepito che non c'era soldi per andare al campeggio. Ho detto grazie a Dio, ha la scusa perfetta per non andare al campeggio. Però il pastore Sandro mi ha chiamato e ha detto guarda Edoardo, voi andate e ci pensiamo noi. Ok, va bene. E siamo andati. E posso dire che in questo campeggio, nonostante i 2 anni che io e Laura noi siamo qua in chiesa, è la prima volta che io mi sento proprio una parte integrata di questo corpo di Cristo. E questo è meraviglioso perché era una difficoltà che noi avevamo e noi volevamo tantissimo, però c'era qualcosa tra noi che non so descrivere, che non ci permetteva proprio di essere al 110% insieme a voi. E questo è importantissimo perché un corpo non funziona se non è tutto integrato. 2 gambe non camminano se l'altra non funziona. Serve in realtà tutto. E il risultato è che di solito quando io sono qua e vado a iniziare a suonare, la mia prima preghiera è Signore, aiutami a sentire la tua presenza, perché se io non sento la tua presenza, come io vado a condurre la Chiesa a sentire la tua presenza? E questa era la mia solita preghiera. Però invece ieri e stamattina io sono arrivato già qua bruciando completamente e proprio nella prova io ero già praticamente a girare perché tutti mi vedono qua, io mi muovo dappertutto e io ero già sul cielo, io non ero neanche qua, io vedevo Cristo, io sentivo Cristo in maniera tanto intensa, io sento proprio in questo parlare. Io ringrazio tantissimo lo sforzo di tutti perché è stato un campeggio davvero meraviglioso e che ci ha fatto vedere a me e alla mia famiglia qual è il nostro obiettivo qua in Italia, perché Dio ci ha portato qua e sapevamo che c'era qualcosa da fare però noi non sapevamo che cosa era. E non è suonare, pensavo che era suonare, pastore, ma in realtà è darsi a tutti voi per l'amore di Cristo. E quindi eccoci qua, noi ci doniamo alla Chiesa, al corpo di Cristo per fare quello che Lui vuole e spero che la Chiesa possa ogni giorno sperimentare, provare questa meravigliosa gioia che è essere totalmente nella presenza di Gesù. Amen? Va bene, io non mi sono preparata. È troppo difficile parlare qua davanti, non so come fanno quelli che suonano e quelli che predicano, ma va bene, io voglio ringraziare tutta la Chiesa, ovviamente, i pastori, i campisti, lo staff. Non c'è Junior, Camilla, non c'è Amanda, Miguel, Sorin, Medea e alcune persone non sono potute venire, ma sono molto contenta di partecipare. Siamo fasce nuove in Chiesa, siamo più o meno da un anno, più di un anno qua. Però io sono molto contenta perché adesso io ho una famiglia, ho degli amici e è la prima volta che in tutta la mia vita, da quando sono convertita, che partecipo di un campeggio e come staff e come campista. Quindi è stato duro come media e come capocamera, ma le ragazze sono state bravissime. Dio ci ha parlato tantissimo al mio cuore. Io faccio anche uno scherzo perché il pastor Sandro mi diceva sempre a tutti, no, perché c'erano delle volte che quando una persona era in preghiera nella sentinella succedeva lo stesso, un po' dopo la parola del culto era collegata. Io dicevo, vabbè, è vero, però non succederà mai con me, però una testimonianza è che nella sentinella io ho pregato per una cosa molto specifica del mio cuore a Dio e dicevo, Dio, io non sono sicura di questo,
non voglio più fare quello. E un workshop, un'ora dopo, Dio ha parlato direttamente con me, mi ha dato risposta, tanto che ho iniziato a ridere quando la Giulia ha cominciato a parlare l'argomento, perché io lo stesso se erano lo staff potevo vedere gli argomenti, però io non l'ho fatto in tempo, scusami, io ero impegnata con altre cose, quindi è stata una sorpresa, una risposta di Dio, e quindi Lui ha fatto tantissimo nel mio cuore. E anche il discorso dei tema del campeggio, che era predicare l'Evangelo in una società ostile. È successo un'altra testimonianza, quindi Dio sta parlando tanto con me, dove ho già raccontato alle ragazze ieri, ma quando sono arrivata dal campeggio ho ricevuto la notizia che il mio cugino, scusami, il mio cugino è stato morto con 34 anni. È stato difficile perché nel mio cuore io ero molto contenta con il campeggio, ma allo stesso tempo ho avuto questa notizia. Ma Dio è così potente e ha parlato tantissimo con me di discorso di gioire, di dare gloria a Dio in tutte le situazioni. Quindi, nonostante la situazione della mia famiglia, di perdere una persona della famiglia, Dio mi ha parlato con me e ha detto: tu sei la mia figlia, andate, vai, fai la tua parte. Ero triste del discorso della morte del mio cugino, ma allo stesso tempo, quando ho chiamato le mie sorelle, tutta la mia famiglia non è convertita, ho chiamato le mie sorelle e la mia nonna, e ho detto: possiamo pregare insieme? E loro hanno detto sì, quindi era la prima volta che io ho pregato insieme a loro. Quindi predicare l'Evangelo, che era il tema del campeggio, era una cosa che ci parla tanto, nel senso, se parliamo di predicare il Vangelo agli altri, non predichiamo nemmeno per i nostri familiari. Quindi ho perso il mio cugino, non avevo mai parlato di Gesù per lui, quindi mi sono pentita, ma allo stesso tempo è un'opportunità. Dio ti dà un'opportunità ogni giorno di fare diverso, di predicare la sua parola, anche per la persona della nostra famiglia che ci vediamo tutta la settimana. Quindi io non ho più l'opportunità di predicare il Vangelo al mio cugino, ma Dio mi dà l'opportunità di predicare a tutto il resto della mia famiglia e tutte le persone del mondo. Quindi la canzone "Noi cambieremo il mondo" è Gesù cambierà il mondo, e dobbiamo predicare la sua parola, perché lui è qui, lui è un Dio vivo. Quindi alla fine voglio ringraziare tutte le persone, i cuochi che sono venuti. Il cibo era assurdamente buono, era abbondante, i pastori, principalmente Junior e Camilla, che hanno dato un supporto, e è tutto stato perfetto. Grazie. Buongiorno Chiesa, praticamente più che dare una testimonianza ho fatto un giorno e mezzo solo di campeggio perché avevo degli impegni, ma comunque mi piace sempre andarci. Vorrei parlarvi più che altro che quello che vedete ogni volta quando torniamo dai campeggi e le testimonianze che vediamo dei campisti, dello staff, potete capire un po' di quanto è importante. Quanto ha valore questo, l'energia che c'è in un campeggio, partendo, perché noi dalla mattina partiamo con il Signore nei nostri cuori, partiamo parlando del Signore, partiamo edificando la parola del Signore, dando lode al Signore. Sono dei giorni che sono potenti nel Signore, e quindi sono giorni che veramente ti cambiano nel profondo, perché noi nei nostri giorni quotidiani abbiamo tanti impegni, tante cose cui non riusciamo a dare il giusto tempo, il giusto valore al nostro Signore. E lì noi abbiamo la possibilità di concentrarsi tutto su di Lui. Abbiamo più culti, parliamo, ci sediamo a pranzo, parliamo di Lui,
discutiamo di Lui, quindi è un edificare molto grande, è un'energia molto forte, è uno stare insieme con Lui, cui riusciamo a sentire la Sua presenza. E per quello vorrei invitare tutti quanti, tutti. Noi abbiamo campeggi sia per bambini, per coppie, per adulti, di tutto ne abbiamo. Se non siete, non conoscete, parlate con i pastori che c'è un campeggio anche per voi. C'è un momento di edificazione anche per voi. Se non riuscite, servite. Trovate il modo di venire a servire. Jonas è veramente... serve in tanti campeggi, ci aiuta, abbiamo bisogno di persone che servono, non abbiamo mai abbastanza. Quindi io dicevo di Jonas perché è un esempio, perché lui sa ed è gradita, lui viene sempre, dice sempre che gradisce il fatto di venire perché lui sente quell'energia anche stando in cucina. E quindi Chiesa, se potete, avete un tempo, trovate il tempo, potete, sapete dentro il vostro cuore che riuscite a trovare un tempo, riuscite ad avere un tempo per servire. Non serve servire nel nostro campeggio dei ragazzi o di quello che è, ma ce ne sono tanti. Venite come campisti, venite come aiuto, ma venite. Concedete questo tempo al Signore, sia di servizio che come per voi, perché è un tempo meraviglioso e ci trasforma, ci riempie di energie. Siamo quella batteria che è sfiacca per tutto quello che noi facciamo giornalmente, ma quando andiamo ci riempiamo oltre, ci sentiamo le Duracell, corriamo, ok? Quindi, se avete il tempo e concedetevi sto tempo, servite, approfittatene, perché è solo benedizione per voi. Amen. Amen. Buongiorno Chiesa, non mi sono preparata nulla, quindi sarà Dio ad agire. Il campeggio per me è stato particolarmente difficile, far parte come campista. E credo che la maggior parte delle persone anche, perché è proprio, essendo campista sei lì a ricevere, no? E parlando particolarmente a me, non sono il tipo di persona che sta ferma e quindi Dio mi ha parlato tantissimo il fatto di veramente riposare in Lui non preoccupandosi con ciò che avviene, ciò che devo fare, ciò che devo, insomma. E mi ha ricordato la storia di Marta e Maria, no? Che la miglior parte che ha preso Maria era quella di stare ai suoi piedi e non di fare. E oltre le tantissime cose che credo che Dio ha parlato a tutti noi, ma il fatto di veramente essere nella sua presenza e basta, e non importarsi più con nulla, non importarsi del domani, non preoccuparsi con il domani, ma veramente vivere l'oggi nella sua presenza. E è stato un campeggio meraviglioso, Dio ci ha parlato tantissimo e è questo. Amen. Grazie. Ok, allora per ultimo dirò qualcosa io. È interessante che questo è stato il campeggio. Dire che questo campeggio è stato tutto meraviglioso sarebbe una grande ipocrisia, no? Io sono una persona abbastanza realista in questo. È stato meraviglioso quello che abbiamo ricevuto dal Signore, è indubbio, no? I ragazzi hanno testimoniato di questo. Ma questo, se posso dire, è stato il campeggio più combattuto fino ad oggi, ok? Vi faccio un esempio. Noi abbiamo già dal primo giorno, no? Abbiamo avuto un campista, no? Che ha manifestato proprio la presenza di uno spirito maligno.
Ed è interessante che questa manifestazione poteva veramente rovinare il campeggio, perché c'era una situazione molto complicata da risolvere e c'è stata mia moglie dietro le trincee, no? Che ha cominciato a coinvolgere la Chiesa nella preghiera, nella partecipazione spirituale a quello che stava succedendo, e vi posso assicurare che dopo 2 giorni di combattimento, 2 giorni, non 5 minuti, penso che chi ha vissuto veramente il campeggio nella sua natura più profonda ha dormito non più di 7-8 ore in 3 giorni, perché veramente c'è stato tanto da combattere. Ma dopo 2 giorni questo ragazzo era nel culto con le mani alzate, lodando e glorificando il Signore. E questo è stato un combattimento terribile, ma il Signore ci ha dato vittoria, ci ha dato insieme, non è stato solo lo staff del campeggio, è la Chiesa che ha combattuto, e noi abbiamo visto proprio la mano di Dio attraverso la preghiera della Chiesa. Poi Satana ci ha provato in un altro modo, ci ha provato nello staff a mettere una persona contro l'altra, no? Noi per la prima volta, quando il pastore Caio mi ha detto tu parti con uno staff che è come dal polo nord al polo sud, ossia c'era una diversità, gente, tra le coppie che hanno servito nello staff, ho detto Signore, come tu metti insieme le persone, io non lo so come tu fai. Come tu metti insieme i 12 apostoli, io non so come tu fai. Matteo, che era il pubblicano, e un assassino che era Simone lo zelota, io non lo so come lui fa, ma lui li ha messi insieme. E io non so cosa è successo, però io penso che questo sia stato lo staff più fantastico che io ho visto fino ad oggi. È stato proprio Dio a fare le cose, no? E io devo ringraziare tantissimo lo staff per il lavoro. Poi, e queste situazioni che si sono create all'interno dello staff, Satana non è riuscito perché? Perché aveva uno staff maturo, che si è confrontato, si sono chiesti perdono e siamo andati avanti. È così che funziona. Noi non siamo tutti uguali, siamo molto diversi, e quando arrivano, sai, quelle scintille che capitano anche in famiglia, no? Tra marito e moglie. Qua ci sono mariti e moglie, no? Avete litigato con moglie e marito, sì? Sapete che cosa sto dicendo, vero? Ma si va avanti, ci si chiede perdono, e si alza lo sguardo e si va verso il nostro Signore, che è l'autore e il compitore della nostra fede. E questo staff ha dimostrato di essere maturo per servire il Signore. Poi Satana ci ha provato da fuori, quando sono arrivate delle persone, hanno portato delle critiche, sono andate via per lasciare amarezza nel cuore del pastore. Non ce l'hanno fatta, perché ho detto Signore, questo vuol dire che noi siamo sulla strada giusta, stiamo servendo nel modo giusto, e arrivano le critiche per distruggere il tuo lavoro, che è tuo, noi siamo solo dei servi. E alla fine, cari miei, abbiamo portato a casa una rete piena di pesci. E questa è la cosa più bella, no? Il Signore ci ha detto, butta la rete lì, e noi abbiamo buttato dove era improbabile pescare, ma il Signore ci ha fatto pescare tanti pesci meravigliosi per la sua gloria. Ve la racconto così adesso, quello che io sento, ok? Adesso vi ho raccontato alcuni fatti, ma quello che io sento. 3 anni fa il pastore Caio mi ha detto, c'è bisogno di prendere in mano i campeggi della Chiesa. Sì, ho detto, pastore, ma io non ho mai fatto queste cose qua, no? E per me è tutto nuovo. Molto bene, vuol dire che devi imparare. Ok. E abbiamo cominciato a fare questi campeggi. Penso che siamo, non mi ricordo se è il 7° o l'8° campeggio questo. Comunque, 7 sarebbe un numero molto interessante, perché il numero perfetto è il numero 7 nella parola di Dio, no? E te lo dico così, io da ragazzino ero un appassionato di romanzi, no? C'erano alcuni romanzi noiosi, ma c'erano quei romanzi, non so se è capitato anche a te, che tu arrivi alla fine di un capitolo e tu non vedi l'ora di leggere il capitolo dopo, no? Dici, come va a finire sta roba, no? Soprattutto romanzi di fantascienza, e c'erano quei personaggi, no? Soli, tristi, che combattevano contro le tenebre, no? A un certo punto il capitolo dopo ti diceva che cominciavano a vincere, no? Beh, io sono arrivato a questo punto,
sono arrivato a un capitolo della nostra storia con i campeggi che non vedo l'ora di vedere il prossimo capitolo. Cosa Dio farà nel prossimo capitolo? Perché fino ad oggi, gente, il Signore mi ha fatto vedere sempre di più cose fantastiche e sto sognando nel prossimo campeggio, che sarà molto presto, speriamo, che il Signore ci benedica. E adesso io vorrei, insieme ai nostri ragazzi, cantare la nostra canzone, no? Ah, prima c'è il video, ok, va bene. Video. È il video del riassunto del nostro campeggio. Viviamo lotte e provocazioni, chiediamo forza nella tentazione, dichiariamo tu sei il Signore. Infermità, danni e dolore, chiediamo cura al Consolatore, dichiariamo tu sei il Signore, il vincitore, il vincitore. Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in noi. Noi contrastiamo l'oscurità, noi ci alziamo in questa nazione, dichiariamo tu sei il Signore. Superiamo oppressioni, ci fanno forti nelle afflizioni, dichiariamo tu sei il Signore, il vincitore, il vincitore. Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in noi, il vincitore, il vincitore. Sono al fianco del Re, Signore Salvatore, in Lui io sono il vincitore. Affrontasti tutto il dolore, in croce salvasti il peccatore, dichiariamo il tuo onore, il vincitore, il vincitore.
Adesso c'è la musica, no? Adesso c'è la musica. Ok, invitiamo la Chiesa ad alzarsi in piedi e canteremo insieme la canzone, l'inno del campeggio, no? La nostra bandiera. Tolgo qua. Sì. Viviamo lodi, provocazione, ti diamo forze nella tentazione, dichiariamo tu sei Signore. Infermità, danni e dolor, diamo cuore al Consolatore, dichiariamo tu sei Signore, il vincitore, il vincitore. Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in noi. Contrastiamo l'oscurità, ci alziamo in questa nazione, dichiariamo tu sei Signore. Superiamo l'oppressione, ti fanno forti nelle afflizioni, dichiariamo tu sei Signore, il vincitore, il vincitore. Gesù Cristo morì, ma risuscitò e vive in noi, il vincitore, il vincitore. Sono al fianco dei re, Signore Salvatore, in Lui io sono il vincitore. Tu affondasti tutto il dolore, croce salvasti il peccator, dichiariamo il tuo onore. Il vincitore, il vincitore. Gesù Cristo morì, risuscitò e vive in noi, il vincitore, il vincitore. Sono al fianco, sono al
fatto a tutti i nostri cuori, Padre. E io ti ringrazio perché non smetti mai di dimostrare il tuo amore verso di noi, non smetti mai di dimostrare quanto buono sei nei nostri confronti. Ti ringrazio anche per tutte le lotte combattute, Signore, insieme a te, perché tu sei il vincitore, Signore. Tu sei il vincitore sulla morte, Signore, sui peccati, Signore. Tu hai vinto e abbiamo visto con i nostri occhi che tu lo sei, Signore. Abbiamo visto con i nostri occhi la tua mano agire nella vita di ognuno di noi, dei nostri fratelli. E io ti ringrazio, Padre, perché sei tanto paziente nei nostri confronti, Signore. Ti ringrazio davvero. Ho il cuore pieno di gratitudine verso di te, Padre, per la tua bontà, per la tua dolcezza, per tutti i miracoli che hai fatto in questo campeggio, negli scorsi campeggi, Signore. Provvedi sempre a curare ogni parte del nostro cuore. Tu sai scansionarci bene, sai vedere cos'è che manca, cosa c'è da sistemare, Signore. E se noi ci lasciamo modellare, Signore, possiamo vedere quanto tu sei potente, possiamo vedere quanto tu vuoi usarci, Signore, perché è per questo che siamo qua, Signore. Tu vuoi usarci per la tua opera, non vuoi usare persone capaci, non vuoi usare persone il top del top, Signore, ma vuoi usare ognuno di noi con i nostri difetti, con i nostri pregi, con le nostre qualità, Signore, e con le nostre difficoltà, Signore. Tu vuoi usarci, hai scelto ognuno di noi per poter portare la tua parola là fuori, portare la tua parola a tutte le persone che stanno soffrendo, Signore. E io ti ringrazio per questo onore enorme che tu ci dai di poter essere partecipi alla tua opera, perché la tua opera va avanti, Signore, e sta a noi decidere se partecipare o meno. E ti ringrazio perché ci dai questo dono di poter partecipare e di poter vedere la tua mano, Signore, il tuo agire in questo mondo e nella vita delle persone che ci circondano, Signore. Ti ringrazio per questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Grazie, Dio vi benedica e al prossimo capitolo, ok? E anche la predica di questa mattina sarà un riassunto dei punti essenziali che noi abbiamo toccato nel nostro campeggio. Come già i ragazzi hanno detto, no, il nome del campeggio era Meet Camp, ossia incontrare dei personaggi biblici che hanno predicato il Vangelo in condizioni estreme, difficili, no? E veramente queste persone hanno perseverato, hanno continuato e ovviamente hanno fatto la differenza nella loro generazione. L'intento è proprio questo. Noi dobbiamo imparare, nonostante il nostro tempo sia uno dei tempi più difficili della storia umana, noi dobbiamo perseverare per raccogliere quello che il Signore vuole seminare su questa terra. Io vorrei cominciare con una preghiera, se la Chiesa vuole seguire può chiudere gli occhi e pregare il Signore che il Signore ci parli. Signore nostro Dio, nostro Padre, io metto nelle tue mani adesso questo momento di meditazione della tua parola. Signore, aiutaci a intendere, aiutaci, Signore, a capire quello che tu hai in mente per ciascuno di noi. Ma soprattutto, Signore, aiutaci a far radicare quel seme che tu vuoi mettere dentro di noi e a farlo fruttare per la vita eterna. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Uno dei personaggi che noi abbiamo studiato al campeggio è la storia di un ragazzo. Non a caso abbiamo cominciato con la storia di un ragazzo, di un giovane, no? Che si chiamava Geremia. Geremia è uno dei profeti dell'Antico Testamento che più ha sofferto per la testimonianza del Vangelo che lui stava dando nella sua generazione e nella sua epoca. Lui ha vissuto un'epoca in cui la sua civiltà, la civiltà ebraica, stava per essere completamente distrutta, ossia lui ha vissuto quel momento della storia di Israele in cui Israele stava per essere portato in cattività per 70 anni a causa dei propri peccati. Quindi provate a immaginare nella testa di un giovane dove tutto sta crollando, il Signore lo chiama e gli dice: io ti ho scelto per testimoniare il Vangelo nella tua
generazione. E dice così il primo testo che noi abbiamo studiato lì al campeggio, dice: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli dai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Geremia, come abbiamo detto, è questo ragazzo messo davanti al suo popolo per predicare la parola di Dio a un popolo che non voleva ascoltarlo. E la parola di Dio definisce Geremia come il profeta piangente, colui che ha pianto, che ha speso lacrime per il suo popolo, che ha predicato la parola di Dio. La storia ci dice più o meno per 40 anni. Voi provate a immaginare un ragazzo che viene chiamato da adolescente o da giovane a predicare la parola di Dio 40 anni senza che nessuno lo ascoltasse, senza che nessuno potesse dare la sua vita al Signore. Eppure lui ha perseverato e ha perseverato con molto coraggio. E la cosa interessante che il Signore dice qua è: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Ho una buona notizia per te. Il Signore, prima ancora che tu nascessi, ti ha scelto per predicare il Vangelo nella tua generazione. Prima ancora che tu compissi il primo peccato, prima ancora che tu combinassi tutto quello che hai combinato, finché Dio non ha deciso di entrare nella tua vita, il Signore ti aveva scelto per predicare il Vangelo nella tua generazione, di fare la differenza nella tua generazione. Se c'è una frase che tutti i credenti devono ammettere di aver detto una volta è: se avessi conosciuto il Signore prima, allora non avrei passato tutti i problemi che io ho passato. Chi è che non ha mai detto questa frase? Alzi la mano. È ovvio che è così. Ma è interessante che Dio viene nel momento giusto nella nostra vita, ed è andato nel momento giusto nella vita di questo ragazzo e gli ha detto: prima che tu avessi un primo respiro nella tua vita, io ti ho scelto per predicare il Vangelo alle nazioni, e io sarò con te e ti manderò là per dire tutto quello che io ti dirò, ma sarò con te affinché tu senta la mia presenza nella tua vita. Allora è interessante, io non so com'è la tua testimonianza di vita, com'è la tua storia, io non conosco tutti qua, ma so una cosa, che Dio ti ha chiamato nel momento giusto e Dio ti ha permesso di vivere delle esperienze nella tua vita fino a che Lui non si è presentato a te e ti ha detto: adesso è il momento giusto che io entro nella tua vita, io comincerò a lavorare attraverso la tua bocca, attraverso il tuo cuore, attraverso la tua anima, perché tu possa testimoniare il Vangelo lì dove io ti ho messo, nel tuo posto di lavoro, nella tua scuola, con i tuoi amici, con i tuoi parenti, con i tuoi fratelli, con chiunque tu incontri. Tu testimonierai il Vangelo perché io ti ho scelto fin dal seno di tua madre. Allora sta attento a una cosa. Questo ragazzo, la prima cosa che ha fatto quando il Signore l'ha chiamato, che cosa lui ha detto? Signore, ma io non sono che un ragazzo. Io non ho la capacità teologica di fare questo, io non ho maturità personale per fare questo, io non ho preparazione per fare questo, e oltre a tutto questo io sono una persona che sono un peccatore e ho fatto tante cose sbagliate nella mia vita. E sai una cosa, la stessa cosa dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, quando dice: io sono stato scelto fin dal seno di mia madre per predicare il Vangelo della grazia. E Paolo Apostolo non era una persona qualsiasi, Paolo Apostolo era un persecutore della Chiesa, Paolo Apostolo è un assassino seriale organizzato per distruggere il cristianesimo, ma a un certo punto Dio è entrato nella sua vita, ha cambiato in modo radicale la sua vita, lo ha scelto per predicare la parola di Dio, indovinate a chi? Ai pagani che lui tanto odiava, ai cristiani che lui tanto odiava, ed è diventato una punta di diamante del cristianesimo. Perché? Perché Dio ha preso tutte le spazzature di questo uomo, le sue spazzature interiori, tutto quello che lui ha sbagliato, e il Signore gli ha detto: io avevo bisogno
approprio di una persona che è completamente sbagliata nella vita e la inserisco in una società trasformata dalla mia grazia affinché lui testimoni il Vangelo. Sai una cosa interessante? Che Dio chiama persone ex tossicodipendenti, ex assassini come l'Apostolo Paolo, ex persone che dipendevano dall'alcol, ex persone che dipendono dalla pornografia, ex persone che sono adulteri, ex di tutto questo, per trasformarle attraverso la sua grazia, rimetterle in una società e dirgli attraverso le loro bocche: c'è qualcuno che veramente può farti uscire dalla tua situazione, io conosco colui che può farti uscire dalla tua situazione. È interessante che ministero, cari miei, ministero è esattamente dove c'è sofferenza, Dio ci vuole lì nel ministero. Questa settimana io e il pastore Caio siamo stati chiamati ad andare a casa di un ragazzo e giovedì, no? Giovedì è stato, pastor Caio? Giovedì, no? Per noi fino a quel momento lì, quel ragazzo lì era un nome, nient'altro, ok? E questa persona ci è stata passata dall'assistenza sociale del comune di Villorba. E abbiamo detto sì, andiamo perché questo ragazzo ha bisogno di cibo, ha bisogno di assistenza. Fratelli e sorelle, quando noi siamo entrati in quella casa, io ho detto: Signore, la situazione di questo ragazzo è qualcosa di indescrivibile. Voi non potete immaginare il disordine che c'era nella casa, la sporcizia che c'era nella casa. La persona che noi abbiamo incontrato era una persona assolutamente inadeguata a vivere una vita umana in quella situazione. Quando l'abbiamo visto, il mio cuore ha cominciato a spezzarsi in due. Ho detto: come una persona può vivere in questo modo nel 2024 a Treviso? Società ricca, società del 2024, del XXI secolo, una persona vive in questo modo. Il mio cuore ha cominciato a spezzarsi. Ho detto: Signore, perché io sono qua? Sai perché io sono qua? Mi ha detto. Sai perché tu sei qua? Mi ha detto il Signore. Perché tu hai vissuto la stessa sporcizia spirituale, psicologica, emozionale di questo ragazzo e adesso tu puoi testimoniare che qualcuno può cambiare la sua vita. Noi siamo stati chiamati a testimoniare il Vangelo in queste situazioni, cari miei. E questo Geremia, che era un ragazzo, perché è stato messo in mezzo a una generazione sporca di peccato, completamente sottomessa al peccato. Perché? Perché potesse fare la differenza. Sapete, 2 settimane fa, mi piace studiare teologia, ok? Sono un teologo biblico, non mi piace essere schiavo di, come posso dire, di carismaticismo, ok? Non sono una persona carismatica, non sono una persona mistica, però ogni tanto nella mia vita, penso che sia successo 2 volte, ok? 2 volte. Il Signore mi ha dato dei sogni. Io non faccio caso generalmente ai sogni. Tu sai che ci sono 3 tipi di sogni. C'è un sogno biologico, c'è un sogno spirituale e un sogno psicologico. I sogni biologici è quando tu mangi la pizza a mezzanotte col salamino piccante e tu cominci a fare dei sogni strani, no? E ovviamente fai dei sogni che non hanno niente a che vedere però col Vangelo. Poi ci sono dei sogni psicologici che ovviamente tu quello che metti dentro nella tua testa, il tuo subconscio durante la notte fa uscire fuori e ti fa rivivere alcune situazioni. Poi ci sono i sogni spirituali che possono venire da 2 parti, o è del nemico o è di Dio, ok? E questo secondo sogno nella mia vita spirituale in 30 anni è stato molto interessante. Io mi sono rivisto insieme al pastore Caio in mezzo a delle persone sporche, puzzolenti, e che però cercavano di prendere qualcosa da noi, no? Ho detto: Signore, ma che sogno strano che ho fatto, ma cos'è sta roba? Ma era talmente forte, talmente viva questa cosa che ho detto: ci deve essere qualcosa. E quando giovedì siamo andati in casa di questo ragazzo, ho detto: Signore, adesso sto capendo, tu vuoi riempire questa chiesa con la predica del tuo Vangelo di persone che hanno bisogno del Vangelo, persone che hanno disagi,
persone che hanno problemi con la droga, persone che hanno problemi con la pornografia, persone che hanno problemi con l'alcol, persone che hanno problemi di relazioni umane, persone depresse. Dio vuole queste persone, cari miei, e attraverso la nostra testimonianza, come Geremia ha fatto, noi dobbiamo portare queste persone alla presenza di un Dio che ancora oggi salva e guarisce queste anime. Ed è per questo che noi abbiamo studiato questo tema nel campeggio, ossia noi abbiamo bisogno di uscire da queste quattro mura, abbiamo bisogno di incontrare persone di questo tipo e dirgli: c'è un Dio che può cambiare la tua vita. Ieri sera, questa è un'altra cosa molto interessante che è successa. Un fratello, ho detto: fratello, guarda, io vorrei condividere questa esperienza con te. Abbiamo avuto questa esperienza col pastore Caio, siamo entrati in casa di questo ragazzo. Lui mi guarda in modo molto interessato e mi dice: pastore, a fianco a casa mia c'è lo stesso tipo di persona, un mio amico, un mio vicino di casa. Oggi sono andato a cambiare alcune cose nella sua casa, aiutarlo in alcune faccende domestiche. E lui vive la stessa situazione di quel ragazzo lì. 2 casi di questo tipo, uno vicino all'altro. Che cosa Dio ci sta dicendo, fratelli? Che cosa Dio ci sta dicendo? Predica il Vangelo a chi ha bisogno, a chi è malato, perché il Signore non è venuto per i sani, il Signore è venuto per i malati, e Dio vuole usare la nostra vita per andare a guarire dei malati, andare a prendere persone perdute e riportarle ai piedi di Cristo e trasformarle attraverso la parola del Signore. Amen, Chiesa. Tu vuoi essere il Geremia del tempo moderno, tu vuoi essere un testimone del Vangelo nella tua generazione. Io voglio un culto così tutte le domeniche, ok? Amen? Pastor Caio, mi dai l'autorizzazione? Perché è questo che noi dobbiamo fare, gente. Noi non dobbiamo fare i bacchettoni. Sai cosa vuol dire bacchettoni in italiano, no? Sai, i cristiani battistoni, quelli che conoscono bene la dottrina, teologia sana. Sì, e le persone fuori muoiono. E le persone fuori hanno bisogno di una parola che cambi e trasformi le loro vite. Dio vuole tutti ex qua dentro, ok? Dio vuole ex tossicodipendenti, Dio vuole ex prostitute, Dio vuole ex dipendenti dalla pornografia, Dio vuole ex adulteri, Dio vuole ex qualsiasi cosa tu gli metta dopo, che siano trasformati dalla grazia di Dio. E la tua vita è stata chiamata nel momento giusto, quando tu hai fatto tutte le tue esperienze negative, traumatiche della tua vita, e hai fatto un bagaglio e hai portato sulle tue spalle fino ad oggi questo bagaglio. Il Signore ti sta dicendo: io posso prendere questo bagaglio e trasformarlo per la mia gloria in una testimonianza vivente, affinché tante persone vengano alla croce di Cristo e siano salvate. Io voglio essere il Geremia del tempo moderno. Tu vuoi essere il Geremia del tempo moderno. E Geremia ha detto così. Geremia ha detto così nel secondo testo che noi vedremo oggi. Dice così: o fosse la mia testa piena d'acqua, Geremia 9 da 1 a 2, i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, un'adunata di traditori. Questo al capitolo 9. Ma al capitolo 17 lui dice: quanto a me, io non mi sono rifiutato di essere il loro pastore agli ordini tuoi, né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. Se qualcuno veramente contraddice il profeta Geremia, sta dicendo una bugia. Sai perché? Perché in questo mondo che ogni giorno va peggio, il nostro desiderio, e sfido chiunque a dire il contrario, il nostro desiderio è rinchiuderci nella nostra casa, proteggere la nostra famiglia, cercare di non fare uscire. Ogni tanto, quando i miei figli vanno fuori: papà, vado fuori e sto fino a tardi. Oh, Signore benedetto, ancora una volta il mio cuore comincia a
Genitore che sei qua, condividi questo pensiero? Sì? Ok. E la tentazione di chiudersi in casa da questo mondo che va ogni giorno peggio è fortissima. E Geremia in quella generazione aveva la stessa tentazione. Se avessi una grotta per andare in mezzo al deserto, chiudermi là con la mia famiglia, proteggere tutto quello che io amo e rimanere lì, io lo farei. Ma dopo dice, io non mi sono rifiutato di essere il loro pastore. E sai perché lui dice, se la mia testa fosse piena di lacrime, di acqua, io piangerei. Sai perché lui dice così? Perché lui, il profeta piangente, aveva pianto talmente tanto che non aveva più lacrime per il suo popolo da spendere. E lui voleva piangere ancora. E voleva piangere perché sapeva che le lacrime fanno una differenza nel mondo spirituale incredibile. Allora ti spiego un segreto, ok? Che ho imparato da questo campeggio. Lacrime e miracoli vanno insieme. Lacrime e miracoli vengono insieme. Ok? Quando questo ragazzo ha cominciato a manifestare quel demone, ho radunato tutto lo staff, ho detto, fratelli, dobbiamo pregare insieme, vi ricordate? Sì? E in quel momento io mi sono emozionato per questi ragazzi che stavamo seguendo, no? Però sai, io sono una persona molto introspettiva, dico, Signore, ma ho pianto perché era un momento emotivo, ho pianto perché veramente ci tengo questi ragazzi, o ho pianto per farmi vedere dagli altri? Io sono molto, come posso dire, severo con me stesso, no? In certe situazioni. Ed è interessante che il giorno dopo è arrivato il pastore Caio, ti ricordi su cosa hai predicato alla mattina? Che bisogna solo piangere, è vero o no? Ho detto, ok Signore, sono sulla strada giusta. E ci sono lacrime, cari miei, che noi dobbiamo spendere per la situazione degli altri. Il popolo di Dio purtroppo nell'epoca moderna si piange addosso per le proprie necessità, per i propri problemi, per i propri ostacoli, ma noi dobbiamo imparare a piangere per gli altri. E Geremia ha pianto tutta la vita per gli altri e il Signore lo ha premiato. E non è solo Geremia. Ti ricordi che cosa ha fatto Neemia quando ha ascoltato la situazione del suo popolo che era là a Gerusalemme? Lui ha ascoltato e ha detto, fratelli, spiegatemi cosa succede là a Gerusalemme. Gerusalemme è distrutta dal fuoco, le mura sono a terra. E lui che cosa ha cominciato a fare? Ha cominciato a piangere. Ma dopo il Signore, dopo che lui ha pianto per mesi, non giorni, mesi, il Signore ha detto, adesso visto che ho sentito le tue lacrime, tu partirai e andrai a ricostruire Gerusalemme. Dopo qualche mese la parola di Dio dice che Neemia ha ricostruito le mura di Gerusalemme con un'azione miracolosa di Dio. Ti ricordi che cosa ha fatto la regina Ester? Quando il suo popolo era in pericolo di essere distrutto completamente da quel benedetto di Aman, tu trovi nel libro di Ester, la regina Ester ha cominciato a piangere e subito dopo il Signore gli ha detto, ok, ho sentito le tue lacrime, il tuo popolo sarà salvato perché tu ti sei coinvolta con la sofferenza del tuo popolo. Gesù stesso ha pianto. Ti ricordi il versetto più corto della Bibbia che cosa dice? Gesù pianse. Ma dopo che cosa lui ha fatto? Ha risorto Lazzaro. Lacrime e miracoli stanno insieme. Quando tu cominci a piangere per la situazione delle persone spirituale, delle persone a fianco a te, vicino a te, che Dio ti ha messo di fronte, sai che cosa succede? Che Dio ricostruirà le mura della tua Gerusalemme spirituale, che Dio salverà il tuo popolo, che Dio risorgerà delle persone, risorgerà spiritualmente parlando, chissà anche forse fisicamente parlando, perché Dio vuole fare miracoli. Tu credi in un Dio di miracoli? Tu credi che Dio vuole salvare delle persone in Treviso oggi, 2024? Sì o no? Comincia a piangere per qualcuno. Comincia a emozionarti vedendo situazioni come abbiamo visto questa settimana io e il pastore Caio. Perché c'è una povertà spirituale, cari miei. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico, dobbiamo cominciare a guardare al Signore Salvatore Gesù. Gesù non è mai stato fermo in un posto più di qualche giorno.
Sembra, se tu vedi il percorso di Gesù nella Palestina, è una roba impressionante. Lui andava su, poi tornava giù, poi andava a destra, a sinistra, passava il lago, poi tornava indietro, perché c'era sempre qualcuno da salvare. Non dobbiamo fossilizzarci in 4 mura nella comunità. Quello che manca alla comunità moderna è uscire fuori da queste mura e dire che c'è un Dio che salva ancora oggi. Nelle piazze, con i nostri amici, con i nostri vicini di casa, dobbiamo dire: Dio salva, Dio può cambiare la tua situazione. Ma noi dobbiamo prima di tutto piangere e far ascoltare le nostre lacrime al Signore. Pastore, io non sono più capace di piangere per nessuno. È qua il problema. È qua il grande problema. Se noi diventiamo insensibili all'opera dello Spirito Santo, purtroppo non riusciamo più a spendere lacrime per nessuno. Ti voglio leggere un testo. Tu sai che Dio si commuove. Tu sapevi che Dio si commuove. Tu sai che Dio, spiritualmente parlando, piange. Vuoi che ti legga un testo da Geremia 31:20, guarda caso sempre Geremia. Dice così: da quando questo è Dio che parla proprio col profeta, e dice: da quando io parlo contro di lui, ossia contro Israele, è più vivo e continuo il ricordo che ne ho. Perciò le mie viscere, Dio dice, si commuovono per lui, e io certo ne avrò pietà, dice il Signore. Geremia capitolo 31, versetto 20. Se io non mi commuovo per nessuno, è perché io non sto in armonia, in sintonia con il muoversi dello Spirito Santo di Dio. E Dio vuole che noi ci commuoviamo. Lacrime e miracoli sono un binomio che stanno insieme. Il Vangelo è conoscenza personale e coraggio radicale. Questo è un altro personaggio che noi abbiamo incontrato nel nostro campeggio, che è la donna samaritana. Dice così il testo: Gesù incontra questa donna e gli dice: voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene da giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Più avanti dice: la donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città, andò da lui. La testimonianza di questa donna è stata una testimonianza fortissima. Allora state attenti, il contesto è questo. Questa donna aveva avuto 5 compagni di vita e il compagno che stava con lei in quel momento non era suo marito, ossia lei viveva una vita promiscua, completamente diversa dai canoni religiosi, spirituali di quell'epoca, ed era una donna discriminata, era una donna sola, era una donna triste, e una donna tribolata nello spirito, nell'anima e nel cuore, ed era una donna che andava a prendere l'acqua a mezzogiorno, a differenza di tutte le altre donne che andavano la mattina presto. Ossia, in Palestina, in Samaria, non si poteva andare a prendere l'acqua al pozzo a mezzogiorno perché c'era un caldo terribile e tutte le donne andavano la mattina presto, ma lei, per non affrontare la faccia dei suoi vicini di casa, andava verso mezzogiorno in modo che poteva essere da sola e essere tranquilla nella sua vita di tutti i giorni. Allora sta attento. Ma Gesù sapeva che quella donna sarebbe andata al pozzo a quell'ora. E a quell'ora lui è andato incontro a questa donna e gli ha detto: donna, tu stai adorando quello che non conosci. Allora fermati qua un attimo insieme a me. Ok? Quella donna adorava fino a quel momento, sì o no? Sì. Ma adorava un Dio che non rispondeva a quello che diceva la parola di Dio. Adorava un Dio che era frutto della sua immaginazione, frutto della sua esperienza personale. Finché Cristo non è entrato nella sua vita e gli ha detto: adesso tu conoscerai chi è che tu devi adorare. Allora sta attento. E io qua prendo un insegnamento profondo. A volte noi guardiamo la nostra chiesa, la nostra comunità,
come una comunità di salvati solo per il fatto che siamo seduti in una seggiola a ascoltare un predicatore, a partecipare della lode e dell'adorazione, ma ricordati bene che noi a volte purtroppo le nostre chiese sono piene di persone che ancora non hanno fatto un'esperienza a tu per tu col Signore e stanno adorando qualcosa che non conoscono ancora, come la donna samaritana. E il grande problema della donna samaritana era questa vita promiscua che lei aveva, e il grande problema della donna samaritana è che la sua coscienza l'accusava, era il problema che Satana l'accusava, era il problema che la legge di Dio l'accusava, ma finalmente arriva Cristo nella sua vita e gli dice: tutti quelli che ti accusavano io li cancello, perché adesso tu avrai un incontro personale con me e tu sarai la mia testimone nella tua società, nel tuo paese, con i tuoi parenti, con i tuoi amici, quelli che tu scappavi per non guardarli, adesso tu tornerai là e testimonierai che esiste un Dio che ti libera da tutto questo. E lei che cosa fa? Primo atto di adorazione vero di questa donna. Torna nel paese, io mi immagino questa donna, no? Torna nel paese e comincia a bussare alle porte di tutti quelli che l'avevano discriminata e dire: c'è una persona là che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Dico: Signore, ma come tu hai trasformato nel giro di pochi secondi questa donna? Perché io gli ho dato l'acqua della vita, perché gli ho dato un'acqua che quell'acqua gli toglierà la sete per tutta la vita. Ascoltami, forse io sto interpretando il pensiero di alcuni di noi qua seduti oggi, ok? Forse tu stai dicendo: guarda pastore, io vengo in chiesa da un sacco di tempo, forse da una vita intera, sono seduto qua, ma sempre ho sentito che qualcosa mi mancava dentro, ho ancora quella sete che mi attanaglia e non riesco a estinguerla con niente. Fino ad oggi non sono riuscito. Sai perché? Perché tu devi fare ancora un incontro personale con Cristo. E questo è il grande problema. E quella donna, quando ha incontrato Cristo, ha fatto una roba molto interessante. Hai letto il testo bene insieme a me? Dice che ha preso quella secchia che rappresentava il suo senso di colpa, la sua solitudine, la sua sofferenza, tutti i suoi traumi, l'ha messa lì per terra e ha detto: non voglio più avere niente a che fare con te, e adesso io vado a testimoniare a Cristo, perché questa è la cosa più importante della mia vita. Cristo mi ha conosciuto, io ho conosciuto Lui, e questa è la mia missione. La tua missione è testimoniare Cristo, ma non puoi testimoniare Cristo se non hai fatto un incontro personale con Lui. E questa donna ci testimonia, fratelli, che forse a volte noi adoriamo quello che non conosciamo. Cristo è qua per dirti: tu devi adorare in spirito e verità. Spirito e verità. Ti senti un vero figlio di Dio? O sei un vero figlio di Dio? Questa è la testimonianza che ci lascia questa donna, che il Vangelo è conoscenza personale e coraggio radicale. Molte persone sono venute al Signore attraverso questa donna. Infine, il Vangelo è il potere dell'adorazione. Se c'è una cosa che noi facciamo veramente fatica nella nostra vita è adorare senza riserve il nostro Signore. Sai che cosa vuol dire adorare? Adorare non è richiedere nulla al Signore. Quando il Signore viene nella nostra vita in preghiera, attraverso la lettura della parola di Dio, attraverso la comunione fraterna, è semplicemente godere della sua presenza e far scaturire dal cuore una gratitudine che non riesci neanche a controllare, no? Non riesci a controllare perché? Perché, come ha detto il fratello prima, la presenza di Dio ti fa la differenza. Fai scaturire qualcosa dal cuore che non puoi controllare, perché Dio è lì con te, il Dio che ti ha creato è lì con te. E questa è una cosa che è successa all'Apostolo Paolo in una prigione. Dice così: verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano, e a un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa nelle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il contesto è questo: Paolo voleva andare nelle grandi città a predicare la parola di Dio, e il testo di Atti capitolo 16 dice che a un certo punto lo Spirito Santo gli ha impedito di andare nella Turchia,
e dove c'erano delle grandi città come Efeso, come Colosse, come Tessalonica, il Signore gli ha detto non andare lì perché io ti chiamo da un'altra parte. E prova a immaginare l'Apostolo Paolo abituato a predicare a centinaia, migliaia di persone, ok? E viene chiamato in una città di nome Filippi, dove non c'era neanche una sinagoga, dove lui ha cominciato a predicare lungo il fiume e una donna solo si è convertita, una donna solo di nome Lidia, ok? E io penso che se fossi nella testa dell'Apostolo direi, Signore, ma scusa, io andavo nelle sinagoghe, predicavo a centinaia di persone si convertivano, dove arrivavo io succedeva una confusione terribile e alcuni si convertivano, altri mi lapidavano, ma qua non succede niente. Una persona solo si è convertita. Perché mi hai mandato qua? A quel punto l'Apostolo Paolo poteva dire, forse ho capito male, forse ho sbagliato qualcosa. E l'Apostolo Paolo, attraverso una traversia che non studiamo oggi, viene messo in prigione. E dice il testo che a mezzanotte, tu sai che c'è un detto italiano che dice più nero di mezzanotte non può venire, ok? È un detto napoletano, non ve lo dico in napoletano perché è un po' complicato. Chi nero è mezzanotte non ha da venire. È così che si dice. Sì, più nero di mezzanotte non può venire. E la parola di Dio dice che 2 missionari chiamati a evangelizzare il mondo, a scuotere il mondo, erano in una prigione al buio, a mezzanotte, con i ceppi alle mani e ai piedi. Che cosa posso fare qua, Signore? Posso testimoniare il Vangelo? Certo che sì. Comincia a cantare. E c'è un altro detto italiano che dice canta che ti passa. E loro hanno cominciato ad adorare il Signore, hanno cominciato a cantare a Dio, a pregare il Signore e a dire Signore, se tu ci hai portato qua c'è un motivo. E nel momento in cui loro hanno cominciato a cantare, a adorare, a pregare, che cosa è successo lì? I ceppi si sono aperti, le porte si sono spalancate. La parola di Dio dice che le fondamenta del Tempio hanno tremato, si sono scosse. Allora sta attento. Cosa facciamo noi per testimoniare il Vangelo quando ci capitano le cose brutte della vita? Ti sono mai capitate cose brutte nella vita? Sì o no? Popolo di Dio. Se non ti sono capitate cose brutte nella vita, o sei un angelo o sei già morto. Questi sono i casi. E quando ci sono le cose brutte della vita, il Signore che cosa ci dice di fare? Adora e prega e adora, perché prima o poi le tue catene cadono. Ma la cosa interessante è che questo testo ci dice che le catene di tutti si sono aperte. Sai perché? Perché quando noi testimoniamo di essere diversi dalle persone comuni e lodiamo Dio nel momento più difficile, più buio della nostra vita, le catene spirituali cadono e diventiamo luce per quelli che stanno intorno a noi. Automaticamente le persone attorno a noi che cosa cominciano a dire? Se lui l'ha fatto, anch'io posso? Che cosa straordinaria. Sapete qual è stato il più bel complimento che mi è stato fatto da una persona lì al campeggio? Mi ha detto, pastore, questo non dico chi è chiaramente, ma pastore, io sono orgogliosa che tu e il pastore Caio siete i miei pastori perché vedo che il Signore vi sta guidando e io voglio lasciarmi guidare dal Signore, ok? Questo è stato il più bel complimento. Non mi serve uno stipendio da 5.000 euro nella tasca, non mi serve solo che il popolo di Dio possa veramente testimoniare nei momenti bui della propria vita che esiste un Dio che apre le catene, che spalanca le porte delle prigioni e che testimoni che c'è un Dio vivente ancora oggi. Però Dio deve fare una cosa prima di fare questo. Deve scuotere le fondamenta su cui tu ti basi per vivere la tua vita. A volte noi basiamo la nostra vita su delle paure che sono paure che non hanno senso. Guardiamoci bene negli occhi qua, solo per un attimo. Tu hai paura di testimoniare il Vangelo? Hai vergogna di testimoniare il Vangelo? Perché per testimoniare il Vangelo bisogna prendersi dei rischi, cari miei. Rischi di perdere forse degli amici, non lo so.
rischi di perdere la stima dei parenti, non lo so, può darsi. A volte rischi di perdere anche la stima di persone all'interno della comunità, non lo so. Perché tu sai che Gesù è andato a predicare il Vangelo dove principalmente? Nel centro più religioso del mondo. E chi ha resistito al Vangelo? I religiosi. Principalmente i religiosi. I malati, gli stanchi, i depressi lo hanno ascoltato, hanno ricevuto Cristo, hanno cambiato in modo radicale la loro vita. E veramente, fratelli, noi dobbiamo testimoniare il Vangelo come l'Apostolo Paolo ha testimoniato in quella prigione. Signore, cosa posso fare? Sono legato a mezzanotte, di notte, in una prigione, cosa posso fare? Lodare, perché il Vangelo è potenza dell'adorazione. Ed è interessante che quello che sembrava un fallimento ha guadagnato solo 2 persone per Cristo in quella città, ok? Più la famiglia della seconda persona, ma 4-5 persone. Ma se tu vai a leggere la lettera di Filippi, la chiesa di Filippi è cresciuta in un modo talmente straordinario che è diventata la gioia dell'Apostolo Paolo. Corinto c'erano problemi, a Galazia c'erano problemi, Tessalonica c'erano problemi, ma Filippi, quando tu parlavi a Paolo di Filippi, sembrava che tu parlassi del suo nipotino, ok? Era una gioia immensa per lui. Quindi quello che sembrava un fallimento è diventato una grande vittoria. Perché? Perché Paolo e Sila hanno imparato a lodare, a adorare, a pregare il Signore nel momento più buio del loro ministero. Sai perché Dio ci mette in momenti bui? Per far vedere al mondo che noi siamo diversi e per poter testimoniare che esiste un Dio che apre le porte delle prigioni di qualsiasi carcere. Un carcere, ci sono persone, fratelli, che hanno talmente tante catene spirituali in questo mondo che neanche ci possiamo immaginare, e Dio vuole usare noi perché queste catene cadono, perché queste porte si aprono e perché queste persone siano liberate. Gesù ha detto: il Signore mi ha unto per portare la buona notizia agli umili, per aprire il carcere ai prigionieri. Quando Gesù è morto, indovina un po' a chi ha dato questo ministero? A ciascuno di noi. Amen, Chiesa? Hai capito che cos'è il Vangelo? Possiamo pregare insieme? Io vorrei pregare non soltanto perché questa parola sia efficace nella nostra vita, ma vorrei pregare specificamente per delle persone qua stamattina. Io non so se il Signore ti ha parlato attraverso alcune considerazioni che noi abbiamo fatto, e se Dio ti ha parlato, tu devi dare un passo di fede. Questo è indubbio. Gesù spesso diceva: che cosa ne dici tu? Cosa desideri fare adesso sulla base di quello che io ti ho detto? E veramente dobbiamo essere una generazione coraggiosa per testimoniare il Vangelo in questa generazione, in questa società che non lo vuole ascoltare, perché noi portiamo luce dove ci sono tenebre, la luce dà fastidio, e tu sei luce nel Signore. Io voglio pregare insieme a te questa mattina, e se tu stai dicendo: io voglio essere un testimone del Vangelo, oppure se il tuo cuore è stato toccato come quella donna samaritana che ancora non conosceva il Signore, non aveva un'esperienza personale col Signore, e tu stai venendo in chiesa forse da tanto tempo, io non lo so quanto, ma ancora manca qualcosa là nel profondo, e tu stai dicendo: ecco cos'era la sensazione che io sentivo. Io adoravo quello che non conoscevo. E allora il Signore è qua per dirti: io sono qua e voglio fare un incontro personale con te.
E voglio riempire il tuo cuore di tutto questo, di quella pace profonda che forse non hai mai sperimentato. E se tu senti che il Signore ti sta chiamando, io ti invito in questo momento. Nessuno ti vedrà, ok? In questo momento nessuno ti vedrà. Tutta la Chiesa con gli occhi chiusi, per favore. Io ti invito ad alzarti in piedi dove tu sei e io voglio pregare insieme a te. Amen. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro. Amen. C'è qualcuno che vuole ancora ricevere la preghiera della Chiesa? Amen. Pastore Caio, puoi venire qua a pregare per loro, per favore? E trasforma. Quando esiste questa decisione, oh Padre, di stare in piedi, è una decisione di dire: usa la mia vita come tu vuoi, e che nella potenza spirituale io possa predicare, vivere e manifestare la tua gloria, la tua grazia. Grazie, oh Padre, perché possiamo ricevere in questo momento il tuo Santo Spirito nella potenza tua, per essere rilevanti in una società che soffre, e che possiamo piangere e vedere i tuoi miracoli di liberazione. Benedici, oh Padre, i tuoi che sono in questo momento in piedi, e che loro possano essere perseveranti, oh Padre, guidati da te, e avere il coraggio di manifestare la tua gloria a una gente che soffre. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi. Possiamo stare in piedi. Se tu hai dato un abbraccio a questa persona che è in piedi, e dire: sto con te, e tu conterai su di me, e possiamo vivere questa gloria. Amen, Chiesa. Quale cantico? La tua Chiesa canta, la tua Chiesa offre, la tua Chiesa contribuisce con la decima e offerta. Cantiamo questo canto che facciamo questo momento di consacrazione. Stiamo cambiando quella sala nera. Offerta è servire al Signore. Con il pastore Sandro ha detto: stiamo con tante famiglie. È un momento di offerta, perché Dio ci ha dato per offrire. Facciamo questo con gioia e con allegria. Ok? 3, 2, 1. Ok, va. Vano
Signore, noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei Re, ti ringraziamo perché tu sei sopra ogni cosa, Padre, ti ringraziamo perché tramite la tua parola, Padre, tramite lo Spirito Santo, Padre, noi possiamo toccarti, Padre, noi riusciamo a sentirti, Padre, ti ringraziamo perché tu sei manifesto, Padre, ti ringraziamo, Padre, perché tu cambi i nostri cuori, ti ringraziamo, Padre, per questo meraviglioso campeggio che ci hai donato, Padre, e noi aspettiamo soltanto di vedere negli altri cosa tu farai prossimamente, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, il culto sta andando un po' più tardi oggi. Chi già è andato a vedere una partita di calcio che è andata ai supplementari dopo il calcio di rigore? È successo con il culto di oggi, ok? Così non preoccupatevi, di solito finiamo alle 12, oggi è 12:30 e quanto è prezioso sentire queste testimonianze di quello che il Signore fa. Gli avvisi veloci qua, numero 1, Ministero dei Sociali, stiamo lavorando, il Pastore Sandro già anticipato qualcosa, abbiamo più o meno di 30 famiglie. E se tu vuoi lavorare, servire, puoi rivolgerti ai responsabili e anche contribuire perché sono più di 30 famiglie che noi abbiamo contatto. E anche evangelizzazioni, così è molto prezioso vivere questa esperienza, ok? Avanti. Ok? Non prossimo, 30 di novembre, non è il prossimo sabato, ma è 30 di novembre, c'è un incontro, soprattutto il gruppo delle donne, c'è una psicologa, una persona, non è psicologa, è pedagogista, pediatrice, consulente familiare, e lei della Toscana già è stata con noi qualche anno fa, è una persona molto brava, è stata con noi qua, ok? 30 di novembre, avanti. Anche il 30 di novembre i ragazzi stanno organizzando il Thanksgiving, ok? Sarà un incontro qua, l'altro incontro sarà più tardi là nella Sala Nera. Questa chiesa ieri, carissimo, eravamo più di 110 giovani qua, era tanta gioia, i corridoi pieni, la sala piena, qua c'era il corso di Apocalisse. Che vita! Oh, che gioia, no? È bellissimo questo, alleluia. Avanti, l'altro avviso. Conto di coppia? 7 di 12. Sabato qua alle ore 20, ok? Conto di coppia, saranno tutte le nostre sedi, saremo qua a vivere questa esperienza, ok? Ok, si parte con ottobre, batteria, chitarra acustica accanto, potete rivolgersi ai responsabili dell'associazione e stiamo qua. Marcello mi ha detto una parola molto bella, pastore, sto prendendo i preadolescenti perché tra poco è questa generazione che starà suonando qua in chiesa, ok? Chi si ricorda Paolo Enrique? Nessuno, no, perché questo è arrivato da poco, ma questi ragazzi qua erano bambini, preadolescenti, adolescenti e oggi stanno guidando la lode. E tra poco sarà così con la nostra chiesa. Alleluia, amen? Pastore Santo, qual era l'avviso che tu volevi dare? Dopo, ok? Carissimo, ultima canzone. Di solito questi ragazzi prendono tutti in piedi, le sedie lasciano al fianco e tutti in piedi venite qua davanti e lodiamo il Signore con gioia, allegria e con entusiasmo. Amen? Sì. Quando il pastore ci ha proposto di fare, c'è questa condizione, abbiamo una tradizione al Laga Move, il nostro culto, che alla fine spostiamo tutte le sedie e cantiamo tutti qua vicini. Possiamo fare anche così oggi se volete. Esatto, ragazzi venite qua davanti, adoriamo il Signore, alziamo le mani, se volete ballare con gioia e con allegria e offriamo al Signore. Grazie a tutti voi che siete stati con noi oggi la prima volta, che Dio vi benedica e che possiamo vivere questa grande esperienza con il Signore. Un altro avviso, tutti quelli che sono della Lode, tra 10 minuti un incontro qua veloce con tutti voi, ok? 1, 2, 3, ma vieni che canta. Adolescenti è con voi. Vogliamo. Su. Aspetteremo voi per iniziare a cantare, amen? Venite tutti qua davanti. Date l'esempio, mi raccomando. Gesù è re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Posso dire i passi del mio re, riesco a
fa sentire il suo cuore, la mia oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Dichiariamo chi passa il mio, tutti quanti assieme. Questo l'inno che la cantiamo, usalo in Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Questo l'inno che la cantiamo, usalo in Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Questo l'inno che la cantiamo, usalo in Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Questo l'inno che la cantiamo, usalo in Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Cantiamo tutti assieme come una dichiarazione a Lui. Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è idea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Noi cambieremo il mondo, 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 noi cambieremo il mondo. Amen, gloria a Dio, gloria a Dio. Dio vi benedica, buon momento.